Nell'ambito della festa di San Calogero, ieri in Piazza Stazione si è pensato anche al pronto soccorso. In una giornata calda e afosa è stata montata una tensostruttura medica necessaria al primo soccorso, con personale volontario medico e parasanitario pronti ad accogliere quanti presentavano dei malesseri. Ma sicuramente è stato già pianificato tutto nei giorni passati. In prefettura è stato il direttore dottore Giuseppe, la nostra rappresentanza del 118, il dottore Giuseppe Misuraca, che ha pianificato tutto. Siamo moltissime figure come la Croce Rossa, il 118, la Protezione Civile, i Carabinieri, i Vigili Urbani, hanno fatto ognuno la loro parte. Noi garantiamo la parte sanitaria qui dentro in questo PMA, ben allestito, ben organizzato e ben fornito, grazie anche alla gestione in capo sicuramente del sindaco. Oggi è una giornata molto calda, insomma, si oltrepasseranno anche i 40 gradi, per cui insomma, bisogna stare attenti, no? Allerta. Diciamo che siamo pronti a tutto, come ha detto precedentemente la dottoressa Criminisi, anche a questi eventi. Speriamo che le persone ci diano una sorta di collaborazione in base alle loro, sofferenze, cercare di trovare magari un appiglio a garantirsi un po' di ombra e un po' di acqua. Noi siamo qua a disposizione. È andata abbastanza bene, abbiamo avuto soltanto delle persone che hanno voluto controllare la pressione, però si è svolto tutto bene, anche grazie all'aiuto della Protezione Civile che ha distribuito dell'acqua e fino adesso non abbiamo avuto particolari interventi, si è svolto tutto in maniera lineare. La struttura è ben organizzata, sinteticamente cosa avete per la pronta emergenza? Abbiamo un po' di tutto, praticamente abbiamo un PMA in piena regola con una postazione pure rianimatoria e quindi tutto l'occorrente, siamo preparati al peggio, ecco, anche se speriamo che non succeda nulla di tutto ciò.